Teleregione Sardegna seleziona personale in tutta l'isola. La nostra emittente ricerca personale qualificato e automunito per la propria rete vendita. Teleregione Sardegna seleziona personale in tutta l'isola. Offriamo un fisso e portafoglio clienti. Contattaci info@teleregionesardegna.com. Teleregione Sardegna, la TV in tutta l'isola, ha bisogno di te. Contattaci. Ben ritrovati cari amici di 37 gradi e mezzo, so che la trasmissione, almeno dai riscontri fin qui arrivati, sta andando molto bene. Ringraziamo Teleregione per questa grande opportunità che dà a noi di parlare del nostro territorio e delle nostre cose. Siamo ancora a Macomer, presso l'Istituto Tecnico Commerciale Turistico e per Geometri Sebastiano Satta, insieme al dirigente scolastico Raffaele Franzese, e questa volta abbiamo anche una ospite di eccezione. Andiamo subito da Cinzia, una cinese di Bonorva. Cinzia, tu dovrai fare, ti do del tu perché sei giovanissima, dovrai fare da trade d'union tra questi ragazzi che vengono da Nanchino e la scuola, aiutarli a conoscere il territorio, a integrarsi, a trovare nuovi amici e soprattutto a capire quella che è la nostra realtà. Sì, sono molto contenta di potervi aiutare. Quale sarà il tuo compito? Quello di aiutarvi a comunicare con i miei compaesani. Tu parli l'italiano molto bene, sei da tanti anni qui da noi? Sì, abbastanza, da circa 10 anni. Sono venuta qui da quando ero piccola e ho cominciato la scuola qui. Quindi tu sei anche una studentessa di questo istituto? Sì, sono qui da poco, mi sono appena trasferita qui in Sardegna. Prima ero a Firenze. Ecco, che differenza tra Macomer e Firenze? Abbastanza. Anche perché riguardo la scuola prima ero allo scientifico, quindi la differenza è molta. L'indirizzo di studi quindi? Sì, e poi il paesaggio qui c'è più natura, non è tanto inquinato ed è più puro rispetto a Firenze. Adesso però andiamo a scoprire il progetto, quello per cui siamo venuti qui a scoprire questa realtà presso l'Istituto Tecnico Commerciale Turistico e per Geometri Sebastiano Satta di Macomer, e ce lo racconterà ancora il professor Raffaele Franzese. Questa delegazione di ragazzi cinesi, cosa stanno a fare qua, professore? Abbiamo 10 ragazzi, di cui 8 sono al corso turistico, 1 al corso commerciale e 1 al corso geometri, e frequenteranno per 3 anni la scuola qui da noi. Andranno probabilmente via d'estate e ritorneranno il 1° settembre. L'accordo con il governo cinese prevedeva nella prima fase uno scambio. Difatti tantissimi ragazzi della nostra scuola sono stati in Cina, così come abbiamo ricevuto ragazzi cinesi, ma erano viaggi di una settimana, di 10 giorni, giusto per conoscere il sistema formativo e per conoscere l'ambiente. A partire da quest'anno il livello del progetto è salito alquanto, anche la febbre del nostro istituto è salita, al punto tale che abbiamo i 10 ragazzi che sono qui da noi per 3 anni. Abbiamo fatto una convenzione con il liceo della comunicazione gestito dalle suore salesiane e lì sono ospitati per vitto e alloggio mentre frequentano qui da noi. Cari amici, vi sembrerà una stranezza, i cinesi che vengono a studiare qui in Italia
Spesso e volentieri sentiamo parlare, anzi ci sono delle critiche eccessive sul nostro sistema scolastico, invece qui stiamo parlando veramente di eccellenza e mi preme sottolineare questo aspetto che ritengo sia molto importante. 10 ragazzi che vengono dalla Cina a studiare qui da noi sono sicuramente una notizia che vale la pena di approfondire. Ecco, ma adesso voglio chiedere al professor Franzese se il titolo che i ragazzi conseguiranno qui alla fine del loro corso è spendibile dovunque in Cina o in qualunque altra parte del mondo? Assolutamente sì, nella misura in cui gli accordi internazionali tra i due paesi prevedono che i titoli di studi conseguiti nei rispettivi paesi abbiano equipollenza nelle rispettive nazioni. Per cui i ragazzi, quando avranno conseguito il titolo di studio, torneranno a casa col titolo di studio italiano, ma spendibile anche nel territorio cinese. Ancor più sarà un titolo di prestigio che permetterà loro certamente di occupare posizioni di rilievo all'interno delle industrie, delle imprese, degli uffici pubblici dove andranno ad essere impiegati. Adesso una curiosità sorge spontanea, come dice qualcuno, la domanda sorge spontanea. Ma professore, i nostri ragazzi andranno mai a studiare in Cina, fare un triennio e poi tornare qui da noi e lavorare dopo aver conseguito un titolo di studio di scuola media superiore in Cina? Credo proprio di no. Non perché il sistema scolastico cinese non sia all'altezza per fornire competenze ai nostri allievi. I nostri allievi sono figli della nostra era, dell'era occidentale, e mal si adatterebbero evidentemente al modus vivendi della Cina. Certamente ci andranno, continueranno ad andare come sono andati fino adesso, ma per brevi periodi, per conoscere il mondo cinese e tutto il fascino che è rappresentato dal mondo cinese, ma per lo studio certamente no. Posso invece dire una cosa e che ci fa piacere: proprio in questi giorni stiamo mettendo a punto e forse riusciremo a realizzare che i nostri ex studenti o persone di Macomer andranno in Cina ad insegnare lingua italiana ai ragazzi cinesi della scuola dalle quali provengono loro, proprio per aumentare quanto più possibile il tasso di conoscenza della lingua italiana allorquando poi verranno in Italia per il prossimo triennio. Un'ultima curiosità, cari amici di 37 gradi e mezzo, riguarda il sostegno da parte delle istituzioni ad un progetto così ambizioso. Professor Franzese. Devo dire la verità che le istituzioni hanno risposto positivamente, in modo particolare l'amministrazione comunale di Macomer, sia nella persona del sindaco che nella persona dell'assessore alla cultura e alla pubblica istruzione. Altrettanto l'abbiamo avuto dalla provincia e aspettiamo ancora la regione, ma sembra che anche la regione si sia mossa. Ma io in conclusione vorrei dire una cosa, che il successo poi dell'istituto anche dal punto di vista delle iscrizioni è dovuto soprattutto al lavoro altamente professionale dei docenti della scuola. Non si possono raggiungere certi traguardi solamente con le cooperazioni internazionali se non si ha una spina dorsale altrettanto all'altezza per portare avanti certi progetti. Ed io ho la fortuna di avere dei collaboratori validissimi e voglio citare uno per tutti, Andrea Manus, il professor Manus, che è il tutor didattico degli alunni, ma tutto il corpo docente, sia il personale ATA, si sono sempre mostrati, come dire, propensi, tesi, coesi al raggiungimento di certi risultati. Capisco le perplessità iniziali, ma vedo che tutti quanti oramai condividono la scelta della scuola. E questo è tutto dall'Istituto Tecnico Commerciale Turistico e per Geometri Sebastiano Satta di Macomer, ma non è tutto, amici di 37 gradi e mezzo, perché continueremo a parlare di problemi che riguardano questo territorio e non solo. Mi raccomando, non abbandonateci, continuate a seguire Teleregione e 37 gradi e mezzo. Teleregione Sardegna seleziona personale in tutta l'isola. La nostra emittente ricerca personale qualificato e automunito per la propria rete vendita. Teleregione Sardegna seleziona personale in tutta l'isola. Offriamo un fisso e portafoglio clienti. Contattaci info@teleregionesardegna.com. Teleregione Sardegna, la TV in tutta l'isola, per crescere insieme. Contattaci.
Da 6 anni in TV c'è uno spazio aperto alle opinioni. Nel palinsesto di Teleregione c'è una striscia quotidiana che giorno dopo giorno intrattiene, diverte e fa riflettere. Uno spazio per la solidarietà, la politica, la cultura, lo sport e lo spettacolo. Tutti i giorni su Teleregione c'è Die pro Die, l'altra informazione, condotta da Paul De Santi.